Ben trovati a tutti con la nostra terza pagina, l'Elzeviro della cultura. E a proposito appunto di cultura, per me il primo esponente di questo immenso mondo, pochi giorni fa al quotidiano La Repubblica ha dato modo di pubblicare un chiaro, eloquente invito. Esatto, proprio il Presidente della Repubblica, che considero il numero uno della cultura in Italia, da persona attenta e appunto di cultura, per ciò che ci riguarda ha direttamente detto, l'altro giorno, il pluralismo dell'informazione è valore per la democrazia. E non è la prima volta che fa presente il suo autorevole pensiero. Nel recentissimo passato, sempre lui, il nostro Presidente della Repubblica, ha affermato che l'informazione è presidio di democrazia. Mi permetto di aggiungere che far morire la cultura dell'informazione locale, perché noi piccoli editori, abbiamo creato una vera cultura. È un grave atto farla morire. È un grave atto contro la democrazia, interpretando le parole del nostro saggio Presidente della Repubblica. Parole di monito ineccepibili. Qualcuno, in particolare chi ha redatto il decreto, il DPR 146 del 23 agosto 2017, dovrebbe considerare, riflettere, meditare. Sono intorno ad 1 migliaio le emittenti di informazione locale, gli editori locali che chiuderanno, e circa 5-6 mila i dipendenti a casa. 1.000-1.500 di loro, tra giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, chiudono con il lavoro. Il pluralismo dell'informazione è un valore per la democrazia, ma anche per il lavoro. La terza pagina, l'Elzeviro della cultura, di questa puntata, propone un concerto importante. Nel centenario della Grande Guerra, da poco trascorso, la nostra realtà ha promosso l'iniziativa La cultura per non dimenticare, per la pace. Concerti straordinari in commemorazione di tutte le vittime civili e militari da qualsiasi parte del fronte fossero schierate. E appunto in questa puntata vi proponiamo il concerto che abbiamo tenuto presso la chiesa arcipretale di Sernaglia della Battaglia, paesino di fronte al Montello, appena di là del Piave, sul fronte austriaco, ovviamente raso al suolo dalle bombe dei Savoia. Ne è conseguito che i civili, lasciati nella disperazione, nella miseria, alla fame, sono rimasti così per generazioni. Ovviamente ancor più dopo la Seconda Guerra Mondiale. E pensate al coraggio e all'attaccamento alla loro terra. Immigrazione di massa e con le rimesse degli emigranti la Fenice è risorta nel boom economico. Ma questo vale anche per tutta l'Italia. Ma è ben noto che il fenomeno nord-est è stato un propulsore ed è grazie proprio ai nostri emigranti che, ritornati con pochi soldi, sono partiti e alla grande. E non a caso in centro al paese si trova il monumento all'emigrante. E adesso vorrebbero insegnarci che si risorge indebitandosi. Vabbè, possono raccontarlo agli americani, ai cinesi, ma non agli italiani. Gli italiani sono abituati a lavorare e a risparmiare. E sapremo rimetterci in piedi, lavorando e risparmiando. Ma torniamo al concerto di oggi. L'ho scelto perché parte con un brano sublime di Johann Sebastian Bach, universalmente considerato il divino, perché per la sua fede e perché la sua musica è davvero celestiale. Ho volutamente scelto dalla sonata numero 2 BWV 1004 la Chaconne perché egli la compose per la moglie appena dopo la sua dipartita
Ebbene, noi siamo persone semplici, concrete, legate ai nostri territori, ai nostri valori. E la settimana passata è mancata la moglie e la madre di Mauro e Sabrina Todisco, editori di Teleofanto e Radio Studio 5 TV di Barletta, emittenti che coprono Puglia, Basilicata e parte della Calabria. Di fianco, dicono da noi, ad un bravo imprenditore e alla sua famiglia c'è sempre una grande donna. Spero di interpretare il sentimento di tutti noi editori locali e della vasta cittadinanza che l'ha conosciuta per il lavoro che la sua famiglia ha svolto, e mi permetto di porgere le più sentite condoglianze e di inviare un pensiero alla signora Carmela Cascella sulle note della Chaconne di Johann Sebastian Bach.
Penso sia stato un gran bel concerto. Mi sento onorato e lieto di avere mandato a Mauro e a Sabrina le condoglianze anche a nome di tutti voi e di avere dedicato la chaconne alla signora Carmela Cascella, che non è più tra di noi, ma non la dimentichiamo. Non aggiungo altro. Mi raccomando, massima prudenza, questo sì, cerchiamo di non ricadere nel passato. Con soddisfazione possiamo dire che i teatri sono stati riaperti, presenza al 100%, auditorium lo stesso. Forza ragazzi, ce la facciamo. Lavorando e risparmiando ci rimetteremo in piedi. Alla prossima.